Massimo Zedda, oggi è una giornata importante, la presenza delle istituzioni Sadiezza Sardegna è fondamentale. Cosa rappresenta per Cagliari questa giornata? Beh, intanto i moti angioini sono nati a Cagliari ed era un'idea anche nella mente di Giovanni Maria Angioi di conquista di libertà per tutto il popolo sardo, collegato questo ideale, queste esigenze ai grandi moti rivoluzionari che erano in corso in tutta Europa, quindi un collegamento non estemporaneo rispetto a quei fatti che avvenivano nel resto d'Europa, cioè di conquiste di libertà, di diritti. Non era solo la cacciata dell'invasore, dei piemontesi che opprimevano la Cagliari e la Sardegna, ma era un'idea di società diversa, più giusta, e alla fine era un'idea universale di miglioramento di condizioni di vita per tutti. Cosa bisogna fare affinché la Sardegna possa essere oggi portavoce di questi ideali? Allora fu una parte dei sardi a far fallire la rivoluzione e le idee e la conquista delle libertà di Angioi e degli altri rivoluzionari. Anche oggi ci sono sardi che sono nemici della Sardegna, sono coloro che speculano, coloro che consumano il territorio e devastano le nostre coste, sono quelli che danno fuoco alle campagne, sono quelli che lasciano entrare gli speculatori che provengono da fuori. Insomma, anche oggi bisogna combattere, tenere alta la guardia, consapevoli delle nostre tradizioni, delle nostre radici e cercando di continuare a lottare per la libertà, i diritti e la democrazia. Commissario, Sadiezza Sardegna è una celebrazione molto importante. Oggi si è celebrata in un palazzo storico della provincia di Cagliari. Quanto è importante per questo territorio, per questa città, questa celebrazione? È molto molto importante perché io ci credo molto ai cosiddetti riti civili, nel senso che o ci ricordiamo ogni tanto, questa settimana è forte, no? Il 25, oggi il 28, poi il 1° maggio con Sant'Efisio a Cagliari, o c'è un qualche cosa che ci ricorda cosa siamo, cosa vogliamo, dobbiamo impegnarci, o la vita scorre sempre uguale e non c'è il passaggio chiave. Secondo me è importante, utile, estremamente importante averlo fatto qui, al centro della città, in un posto che ha visto il bene e il male dell'isola, e richiamare tutti ad andare avanti nello spirito della conquista di maggiori spazi, di libertà, di indipendenza.